Io che mi sento solo in mezzo alle persone, ci vuole coraggio per poi dare amore. Quel senso di vuoto che mi appanna gli occhi, prima strozza l'aria e poi accelera il cuore. Io che vorrei piangere non ci riesco, quelle gocce bagneranno dentro. E se tutto questo non avesse un senso, perché coprire il chiasso con il mio silenzio? Ad oggi penso che il cielo è più bello se fuori ricoperto da nuvole ma di passaggio. Io in quel locale passavo per caso ma stavo male, mi sentivo a disagio. L'ansia sociale che mi mangia l'anima mi mette un po' in imbarazzo. Io vorrei tanto truccare questo mio malessere e non riesco a farlo, fanculo gli attacchi di panico. Vorrei farli passare in un attimo, ora non so più che fare, anche le mie penne piangono, oh. Ma la vita è bella pure se succede questo. Ora sono solo ma dentro di me c'è troppo casino e non so il perché. Mi tappo le orecchie per poi non sentire mai più quelle voci che fuck what I said, it don't mean shit now. Fuck the present, made us world throwing now. Fuck all those kisses, they didn't mean jack, didn't mean jack. I don't want you back. Max? Devi sapere il voto. Allora, Rudy, tu eri il direttore della mia casa discografica quando c'era Imon. Ti ricordi che io ci ho lavorato con Imon? Come no? Ho fatto la versione italiana di questo pezzo. È vero, Quindi vero, ho detto, oddio, adesso porta Imon. È dura perché Imon è un cantante bravissimo. Però sono rimasto impressionato perché tu qui hai fatto il rap e hai fatto anche, si può dire, il rap melodico all'inizio e ho capito tutte le parole, cosa ormai stranissima, cioè quando sento qualcuno rappare per la prima volta, se non ho sotto Wikipedia subito non riesco a capire. E hai fatto rimare coraggio con disagio, quindi anche lì ci vuole del coraggio per fare certe cose, io apprezzo. E LDA, ti sei scelto questo nome da Corriere Espresso che ti consegna i pacchi, però a me hai consegnato tanto durante questa esibizione. Zio, per me sei un 8. Io con questa cosa volevo far capire a tutti i ragazzi che soffrono di ansia sociale, attacchi di panico, che se sono riuscito io a parlarne davanti a milioni di persone, loro devono parlarne con i loro genitori e non fare scemenze. Ok? Tutto qua. Grazie. Quando dici che sei riuscito tu a parlarne è perché li hai vissuti. E tutt'oggi ne vivo ancora. Quindi... Cioè, se non aggiungi questo pezzo sembra che tu riesca a parlarne senza averli vissuti. Ah, no, certo. Solo questo. Certo. Grazie mille.